La signora Maria è una delle poche esuli della provincia di Rovigo, esuli dalmate e istriane, e a lei naturalmente vogliamo fare delle domande. Buongiorno signora Maria. Lei è scappata, diciamo, da Zara in particolare a 15 anni. Sì. Che ricordo? No, a 18. Loro sono arrivati che avevo 15 anni. E noi abbiamo fatto subito la domanda per venire in Italia perché noi ci sentivamo italiani. Ma loro dicevano che noi non siamo italiani. Loro i titini. I titini, bravo. E non ci davano mai per venire via. Tanto più che Zara è stata bombardata tante volte grazie agli americani e ai titini. Lei ha un po' di livore fondamentalmente con i titini in particolare, Naturale. in seconda battuta con gli anglo-americani che hanno distrutto una città come Zara che era fantastica, Sì. e anche con gli italiani che per 60 anni hanno Questo dimenticato. mi brucia. Ancora oggi mi brucia. Perché 60 anni ci hanno ignorato, non un giorno. Dopo è venuta la giornata del ricordo. Perché dicevano che noi eravamo fascisti. Noi eravamo italiani, come italiani qui. Cosa c'era in Italia? Fascismo. E noi abbiamo, siccome siamo persone educate, abbiamo rispettato. Cosa dovevamo fare? Farsi ammazzare? La prima siamo arrivati in Ancona con la nave. E sa chi sono venuti a prenderci? La polizia. Perché avevano paura che i compagni italiani ci facessero del male. E questa è verità quello che dico, eh. Lei dirà, lei sempre i compagni, perché mi hanno fatto tanto di male. Voi come siete stati accettati? Noi non eravamo, ecco il sbaglio, noi non eravamo stranieri, noi eravamo italiani che abbiamo dovuto abbandonare la nostra terra perché Tito non ci lasciava come italiani. E gli italiani come vi hanno accettato? Male, perché ci hanno ignorato. Quando che siamo appena arrivati sicuro non ci hanno sparato, però non è che ci vedevano come una cosa giusta. Adesso parlano, adesso viene fuori questo o quello, ma noi abbiamo sofferto lì, morti, paure, perdere tutto. Prima i bombardamenti, poi gli americani che si sono fregati dopo 40 giorni, quando che loro avevano già ammazzato e fatto quel che hanno fatto. Poi siamo venuti in Italia ringraziando Dio, che io sempre ringrazio Dio. Mio papà è andato subito nei pompieri, perché ha detto io sono stato richiamato, perciò piuttosto andare in campo profughi. E a Venezia ci hanno dato una stanza in caserma, e finché dopo hanno trasferito il mio papà a Rovigo. Facendo una fotografia di quel periodo, cos'è che le manca di Zara? La mia città finché vivo, Sì. ma non tornerei più. Mai più tornata, più tornata. Sì, torno con i miei zaratini, ci troviamo 2 volte all'anno per i morti e in maggio. E siamo tutti vecchi, sa, io sono del 30, dunque pensi lei. E io naturalmente la mia terra, anche perché vivevamo bene, oltre a essere questa italianità dentro che abbiamo, una cosa che nessuno ci può capire, nessuno, perché loro credono che siamo come gli emigrati. Non siamo venuti in Italia perché ci mancava il lavoro o cosa, solo per italiani, perché se Tito ci lasciava come italiani, noi restavamo a Zara. Io ho fatto scuole italiane. In Dalmazia si parlava italiano, ma c'era bilingua o solo italiano? No, come a Bolzano. No, Le scuole non c'era lì bilingue, per niente. Dio mio, poi lei sa quando si è ai confini, la lingua la impari anche. Io poco capivo, poi quando è venuto Tito, poco tanto dovevi per forza, perché dove andavi?